E il primo brano di questa sera lo dedichiamo a Nancy Paola, alla bellissima nipotina Veronica, a Maria. Un grande brano di Raffaella. Buonasera, benvenuti. Passeggio tutto solo per le strade, guardando attentamente i monumenti, il classico straniero con un'aria strana che gira stanco tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto perdenino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 soli io e te. Come ballava bene sotto le stelle, praticamente il meglio di Santa Fe. Le ragazze lo mangiavano con lo sguardo, ma lui si concentrava solo con me. Pedro, 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 bellissima avventura Santa Fe. Pedro, 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 soli io e te. Mi sono innamorato seduta stante di Pedro, Pedro, Pedro di Santa Fe. Mi ha sconvolto le vacanze, m'ha stregato, non faccio che pensare a Pedro Pe. Pedro, 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 Pedro Pe, travolto di passione a Santa Fe. Pedro, 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 Pedro Pe, tornerò da te. Come ballava bene sotto le stelle, praticamente il meglio di Santa Fe. Le ragazze lo mangiavano con lo sguardo, ma lui si concentrava solo con me. Pedro, 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 bellissima avventura Santa Fe. Pedro, 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 solo io e te. Mi sono innamorato seduta stante di Pedro, Pedro, Pedro di Santa Fe. Mi ha sconvolto le vacanze, m'ha stregato, non faccio che pensare a Pedro Pe. Pedro, 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 Pedro Pe, travolto di passione a Santa Fe. Pedro, 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 Pedro Pe, tornerò da te. Buonasera amici, buon giovedì. Allora, prima di andare avanti dobbiamo fare tutti insieme un in bocca al lupo da Medeo Grillo, che avrebbe dovuto essere qui questa sera ma è completamente senza voce. È venuto a trovarmi alle 5:30, mi fa non riesco stasera, non riesco. Non ti preoccupare, in qualche maniera metto 4-5 brani in più io e cercheremo di portare comunque a termine questa puntata. Ma la cosa principale è che tu ti rimetta in forma, anche perché è una serata molto importante sabato a Bagnolo. Andatelo a sentire, il nostro Medeo Grillo. Ragazzi, sempre se torna la voce. E sarà una grande puntata, spero. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste. Tra un po' avremo un nuovo indizio, quindi un nuovo oggetto nascosto all'interno dello zaino per vincere lo zaino. Tante cose belle, ma diamo spazio ancora alla musica, a quella musica che richiedete. Quindi sono le vostre idee. E Enrico e regia, innanzitutto buon lavoro. I due Enrico questa sera, siamo a cavallo del mondo, mio caro Enrichetto. Beh, buon lavoro. Andiamo a leggere la prossima richiesta di questa sera. Vai. Viva, 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 viva Casa Peiretti. Potremmo chiedere di cantarci Se io, se lei di Biagio Antonacci. Grazie mille amici, Giovanni e Silvia da Alessandria. È un brano che dedico a voi e dedico anche alla mia mamma, perché è il cantante preferito della mia mamma. Quindi un abbraccio, un cuoricino alla mia mamma, e questo brano è tutto per voi. Se io, se lei
Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa, un po' meno nervosa, un po' meno. Ma se lei, se noi avessimo dato all'amore la giusta importanza, l'impegno, il valore, se noi amare vuol dire anche a volte annullarsi per dare qualcosa di più. Ma se io, se lei, se io, se lei, se io, se lei, adesso dove sei? Sotto quale cielo? Pensi al tuo domani, ma sotto quale caldo lenzuolo? Stai facendo bene l'amore, sono contento, ama, ama e non fermarti, e non aver nessuna paura, e non sentirti dentro nessuno. Sei io, sei lei. 348 80 40 254. Scrivete amici, scrivete. Quando sono da solo ho bisogno di più affetto ancora. Se io, quando tutto finisce, c'è sempre chi chiude la porta, chi invece sta male. Se lei che ha sbagliato alla fine non conta, conta solo che adesso e non so più chi sei. Insieme! Ma se io, se lei, adesso dove sei? Sotto quale cielo? Pensi al tuo domani, ma sotto quale caldo lenzuolo? Stai facendo bene l'amore, sono contento, ama, ama e non fermarti, e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro nessuno. Se io, se lei. Che bel brano che avete richiesto, grazie. E sotto quale cielo? Pensi al tuo domani, ma sotto quale caldo lenzuolo? Stai facendo bene l'amore, sono contento, mamma, ama e non fermarti, e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro nessuno. Se io, se lei, adesso dove sei? Una delle più belle. Una delle più belle di Biagio. Grazie ancora per aver richiesta. Adesso è il momento
un po' alla Benigni. Eccolo ragazzi, qui lo zainetto, bellissimo, tanto ambito da tutto il Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Lombardia. C'è gente che ci chiama, ne voglio comprare 100, non è in vendita. No. Oddio, 100 potremmo anche pensarci, Enrichetto, un bel business. Vabbè, non è in vendita, potete vincerlo però. Cosa c'è di più bello che vincere lo zainetto stasera? Così andate a dormire soddisfatti. Va, ho vinto lo zainetto di Rete 7, quello ufficiale. Come fare per vincerlo? È semplice, è semplicissimo. L'hanno fatto in tanti in queste settimane. Tanti zainetti, Chieri, Torino, Ivrea. Insomma, stiamo spargendo gli zaini per il Piemonte. Adesso, ieri hanno vinto. Quindi altri indizi per scoprire cosa c'è nascosto qui dentro. Enrico, mi fai vedere gli indizi nuovi? Eccoli qua! Voilà! 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 Gli indizi sono, attenzione amici a casa, concentrati! Lasciate stare qualsiasi cosa state facendo, perché bisogna concentrarsi. Canzone, troppo. Calcio, ciao. Pinocchio! Ripeto, così prendo anche un po' di tempo, segnatevi il numero 378 40 80 506 e dovete telefonare nel secondo tempo, ok? Non come ha fatto una signora, comunque un numero di telefono, mi dispiace tanto, ha chiamato tante volte nel primo tempo e nel primo tempo non posso rispondere, nel secondo non è riuscita subito e è arrivato un signore e ha vinto il premio. Comunque, ripeto, canzone, troppo, calcio, ciao, Pinocchio. Cosa avrò nascosto qui dentro? Dai, provateci, provate già a capire, parlate con chi sta lì vicino a voi, secondo te cos'è, cos'è non è, divertitevi per vincere lo zainetto. Ok Enrico, grazie per gli indizi, aspettiamo le loro telefonate nel secondo tempo. Il prossimo brano invece lo voglio dedicare a tutte quelle donne che sono sempre un po' incazzate, sono sempre un po' arrabbiate, ma vivono proprio la loro vita così. Io ad esempio ho un'amica che lavora in banca, che non so, c'è il sole, piove, c'è la neve, io vado e tutte le volte, cosa vuoi? Dimmi! Ciao innanzitutto, dimmi cosa c'è, dai, che devo fare? Sempre così, c'è sempre arrabbiata. E ne conosco anche altre, quindi perché? Perché? Vivi, questa abbiamo di vita, fammi un sorriso. Allora, sono cliente da 10 anni, un sorriso, una mattina che vado lì, io capisco che Piretti non sarà, non avrò un conto con tanti zeri, anzi a volte ce n'è di meno di vabbè, ma quello sono affari nostri, e fammi un sorriso. Vabbè, comunque sempre un po'. E quindi il prossimo brano lo dedico a tutte quelle donne che forse hanno bisogno di sorridere di più. Innamorata, incavolata. In una mia versione di un brano di Celentano. Decidi mai, un po' ci sei, poi non ci sei, a volte poi non sei come vorrei, un'altra volta sì e no, sì e no, sì e no. Un po' ti dai, poi non ti dai, a volte sai, mi chiedo come fai, perché sei una discesa che va in salita, perché sei innamorata, incavolata vita. E con te, io quando vinco perdo la partita, perché sei, tanto si sa cosa sei, perché
incasinata vita. Ma sì, perché sono tutte canzoni che avrei dovuto fare domani o la prossima settimana. Poi questa cosa di Amedeo che saluto, ciao Amedeino, mi ha un po' stravolto il pomeriggio, avevo dovuto improvvisare una scaletta nuova. Sono le 20:21 ragazzi, dovrebbe essere... No, andiamo avanti, voglio godermi questo primo tempo anche perché così nel secondo loro possono telefonare. Andiamo ancora una volta a vedere gli indizi, Enrico, gli indizi dell'oggetto misterioso, canzone... Troppo calcio, ciao Pinocchio. Non è facile, ma non è proprio così difficile, eh? No. Telefonatemi al 378 4080506. Adesso andiamo in un Sanremo che a me è piaciuto molto. Hanno vinto Ron e Tosca con Vorrei incontrarti tra 100 anni. Parliamo del Sanremo del 1996 e voglio parlarvi del 13° classificato della canzone, arrivata appunto al 13° posto, di Federico Salvatore. È un brano voluto fortemente proprio dal grande Pippo Baudo che saluto e parla di un uomo che decide di dire di parlare con sua madre della propria omosessualità, subendo delle critiche pesanti soprattutto da sua madre. Il titolo di questo brano è Sulla porta e vi faccio ascoltare anche il mio arrangiamento. Un brano emozionantissimo. Mamma, son qui con le valigie sulla porta e in macchina c'è un uomo che mi sta a aspettare. La verità lo so, ti lascerà sconvolta. Quell'uomo è il mio primo vero amore. Con lui mi sento libero e felice. Vivremo insieme, abbiamo già una casa. Non sono più un bambino, mamma, abbassa quella voce. Smetti di far la vittima indifesa. Perché così hai perduto anche tuo marito? Quel povero leone che scappò come un coniglio davanti al mostro del tuo amore arrugginito e ti lasciò in ostaggio questo figlio. Mamma, sono qui con le valigie sulla porta, con tutti i dubbi, tutti i miei casini, però mi sento forte e per la prima volta io me ne frego degli orecchi dei vicini. Sulla porta, quante volte m'hai fermato sulla porta con quei falsi crepacuore che sparivano all'arrivo del dottore. Mamma, nella mia stanza ho messo a posto tutto, le chiavi le ho lasciate lì sulla credenza. Mi mancherà il sorriso del tuo caffè a letto, quel nostro paradiso dell'infanzia, quando il mio desiderio era di piacerti. E allora col rossetto e con il tuo ventaglio in bagno mi truccavo per assomigliarti. Ero orgoglioso d'essere tuo figlio. Ma un maledetto pomeriggio dell'adolescenza studiavo insieme ad un ragazzo e per la timidezza sentivo un misto di piacere e sofferenza e mi scappò sulla sua gamba una carezza. Oh, mamma, sono stato troppo tempo qui su questa porta all'ombra
donne ci sono stato, ma ogni volta tornavo al mio segreto come un lupo nella tana. Sulla porta, tu sapevi e mi fermavi sulla porta e chiudevi le mie dita e i miei sogni sulla porta della vita. Mamma, son qui su questa porta dell'ipocrisia, col mio posto fisso, una carriera promettente, come un perfetto esempio della media borghesia che non può avere scandalosi sentimenti. Oh, mamma, non capisci quanto è falsa la morale, la maschera di fango bagnata nell'argento. Sono un diverso, mamma, un omosessuale, e questo tu lo prendi come un tradimento. Sulla porta, io vorrei che tu sapessi perdonare una volta, non buttare sulle mie ferite il sale. Come adesso, sulla porta, che mi dici vai per te, io sono morta, e mi sbatti sulla faccia questa porta. Tre minuti di pubblicità, ma proprio solo 3, e poi torniamo qui con le canzoni di Casa Peiretti, con il giochino, a più tardi, con tutti i vostri messaggi. Enrico, lancia la pubblicità. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peiretti, sono le 20:31, è il momento di fare un riassunto Enrico degli indizi. Facciamo un piccolo riassunto, tra un po' apriremo le telefonate, canzone troppo, calcio, ciao, Pinocchio, sono gli indizi. Cosa ha nascosto stamattina al Peiretti dentro lo zaino? Dai, provateci, ma dopo il prossimo brano. Il prossimo brano vi porto nel 1973, lo sapete amici che quando sono da solo cerco di andare a cantare anche dei brani un po' particolari che forse anche chi li ha scritti li ha messi in un cassetto e poi non li ha più tirati fuori, però questo a me emoziona sempre perché non è un brano che parla d'amore, non è un brano che parla di amicizia, è un brano che parla di un disastro aereo, perché sono in questo brano i pensieri e la consapevolezza di un pilota che sta precipitando. E lui mentre precipita, lui è all'Artico, mentre precipita, pensa a suo figlio, il bambino dorme già, pensa a sua mamma che l'avrebbe invitato a passare le feste con lei, ma soprattutto pensa alla sua amata. E nel ritornello lo dice molto chiaro: non dite a lei non lo rivedrai, dite non si sa, forse tornerà, perché vuole lasciare accesa una speranza così utopica. L'anno, il posto e l'ora, 1973. L'anno è 73, il posto, il cielo artico, l'ora che senso ha, d'estate sempre l'alba, l'incontro di ogni giorno con l'immensità, credo finisca qua, ciò che volava in alto ormai non vola più, e sto cadendo giù davanti agli occhi miei, la folla delle immagini, vertiginosamente ma per ordine in un attimo, colori e visi, voci della vita mia passano e vanno via, suoni di vento ed acqua che fermare vorrei,
Che avventura in 4 minuti. Che in 4 minuti cosa uno può immaginare leggendo il testo di questa canzone. Allora, Enrichetto, andiamo a vedere gli indizi, apriamo le telefonate, vediamo se qualcuno prova a giocare con noi questa sera, anzi giocare con me questa sera in solitudine. Mi ha scritto Enrico però una cosa non bella, amici a casa. Sono un po' arrabbiato con voi. Pochi messaggi. Perché sono solo pochi messaggi, chi se ne frega. Va bene lo stesso, non importa. Canzone, troppo, calcio, ciao Pinocchio. Ripeto gli indizi. Canzone, troppo, calcio, ciao Pinocchio. Vediamo se c'è qualcuno che ha voglia di giocare o parlare anche solo un po' con me. Arriva subito la prima telefonata. Pronto, chi sei e da dove ci chiami? Sempre Luca e Daniela da Ceva che ci riprovano ancora una volta. Aspetta che prendo lo zainetto. Ciao Daniela, ciao Luca, ciao Ceva, come state? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Che si dice a Ceva? Che si dice? Tante belle cose, ma che abbiamo mangiato le castagne. Bravi, fate bene. Allora, Luca, canzone, troppo, calcio, ciao, Pinocchio, cosa c'è qua dentro? Cosa c'è? Secondo noi un pallone. Un pallone? Vediamo perché hai detto pallone. Sentiamo, vai. Vabbè, Ciao e Pinocchio perché erano due mascotte, Ciao d'Italia 90 e Pinocchio degli europei degli 80. Calcio, vabbè, un pallone da calcio, troppo pallone perché è troppo appassionato di calcio, e una canzone sul pallone ce n'è finché ne vogliamo, quindi... Sei stato molto bravo, ma non è l'oggetto che ho nascosto. Mi dispiace, tanto, tantissimo, proprio tanto. Buon proseguimento. Vuoi Ciao. fare? Aspetta Luca, fai dei saluti, approfitta. Per chi salutiamo? Chi Salutiamo vuoi? Sonia di Magliano Alpi con i due suoi figlioletti Alessio e Matteo. Sì. E salutiamo tutti i nostri amici che tanto più o meno ti guardano tutti, quindi è un saluto generale. Grazie ragazzi, grazie di cuore, buona serata e continuate con i programmi di Grazie anche a Rete te, 7. ciao. Grazie, ciao Daniela, ciao Luca. E non... Ciao Daniela. E non era un pallone, chissà cosa può essere. Vediamo se abbiamo qualche altra telefonata. Canzone, troppo, calcio, ciao Pinocchio. Vediamo. No, lo so. All'inizio uno aspetta, sempre 22 messaggi. Va bene regia, noi andiamo avanti. Nel frattempo andiamo a rispondere al telefono. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Gigi. Gigi, ciao Gigi, da dove mi chiami? Ti chiamo da Cavagnolo. Dove rimane Cavagnolo? Aiutami. Cavagnolo è dopo Chivasso. Dopo Chivasso, ok Gigi. Gigi, allora, gli indizi sono questi. Canzone, troppo, calcio, ciao Pinocchio. Ma secondo te, io stamattina, cosa ho nascosto qui dentro? Cosa ho nascosto? Secondo me hai nascosto una bandiera italiana. Una bandiera, spiegami perché bandiera. Perché bandiera? Spiega. Una bandiera perché, vabbè, il calcio della nostra nazionale è la bandiera italiana. Sì, ci sta. Poi la canzone sulle bandiere italiane ne sono tante. Poi troppo perché la bandiera è ripetuta tante volte nel nostro parlare. Ok, sì. Pinocchio, vabbè, perché è nazionale, quindi è della bandiera italiana. Va bene. È italiano, quindi. Ciao, perché ciao è italiano, non è... Perché ciao è un saluto italiano. Ok. È un saluto italiano. Hai girato un po' strano, un po' di qua, un po' di là, ma purtroppo non è l'oggetto che ho nascosto all'interno. Mi dispiace proprio tanto. Grazie per aver giocato con noi. Ci riproverò. Ciao, approfittane grazie. di Ciao noi, approfitta, fai dei saluti, Ciao, fai. Saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia famiglia, e ti faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Non era. Abbiamo ancora il tempo per una telefonata. Vediamo un po', regia, rimetti per cortesia indizi e numero di telefono. Vediamo. Canzone, troppo calcio. Ciao Pinocchio. Canzone, troppo calcio. Vediamo se c'è qualcuno che chiama. Non chiamano. E allora andiamo in pubblicità e poi riapriamo il gioco. Messaggi, canzoni. Abbiamo espresso macchiato con tanto di dedica, fermi lì, non cambiate canale, io torno tra 2 minuti e mezzo. Pubblicità.
Bentornati in questa terza parte, ultima soprattutto se volete vincere lo zaino ufficiale di Rete 7, basta telefonare vai Enrico, spara il numero al 378 40 506 e provare a indovinare tramite gli indizi che sono canzone troppo, calcio, ciao, Pinocchio, coso o nascosto all'interno dello zaino per vincere lo zaino. Vediamo se c'è qualche coraggioso all'ascolto, abbiamo tempo per 2 telefonate, ne arrivasse una sarei già contento. Vediamo un po', vediamo, 5, 4, 3, 2, 1. Non chiamano l'ospite, non chiamano stasera. Lo so che non è facilissimo, però col troppo quando è di troppo, ragazzi, vi ho aiutato tanto, forse troppo. Andiamo a leggere una richiesta, regia. Vai. Nel frattempo sposto lo zainetto un po' più in qua e andiamo a leggere la prossima richiesta. Ciao Enrico, sei un mito e poi ti chiami come mio nonno che è un tuo grande fan. Potresti mettere espresso macchiato? Grazie Margot. Tutta per te Margot. Una canzone folle, ma la follia è premiata a volte. Mio amore, espresso macchiato, per favore, espresso macchiato per me. Mio amore, espresso macchiato, per favore, espresso macchiato, dedicatissima. Ciao bella, son Tommaso, dipendo dal tabacco, per me solo il caffè è importante, non ho tempo per parlare, son giornate impegnative, possiedo solo questo ristorante, mentre lecco i limoni, lei balla coi demoni, no stress, ho bisogno di un espresso, tutti! Mio amore, espresso macchiato, per favore, espresso macchiato per me. Mio amore, espresso macchiato, per favore, espresso macchiato. I miei voli sono privati, 24 i carati, la mia casa bianca e oro è grandiosa, il mio portafoglio è pieno, lavoro tutto il giorno, anche se studio sempre da mafioso, mangio crudi gli spaghetti, per me 70 etti, no stress, ho bisogno di un espresso, tutti! Mio amore, espresso macchiato, per favore, espresso macchiato, tutti insieme! Espresso macchiato, ma bravo, bravi per aver richiesto questo brano. Abbiamo una telefonata subito. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto. Espresso macchiato stavi cantando insieme a me. Bene, grazie. Ciao. Chi sei? Ciao, Chi sei? sono Gaia dal Grugliasco e volevo indovinare la... Ciao Gaia? Ciao Gaia. Sì, sono Gaia Ciao. e volevo provare a indovinare la parola. Brava, ok, proviamo insieme. Gli indizi sono canzone, troppo, calcio. Libro, Un libro? Secondo te c'è un libro? Controllo. perché Dimmi. può contenere una canzone. Sì. Un libro può essere grande, troppo lungo. È vero. Può essere un libro di calcio.
poi? I personaggi si possono salutare. Sì. E Pinocchio perché può essere un libro, È un di libro di Pinocchio. Quanti anni hai? 11. Hai 11 anni. Avrei voglia di andare a prendere un libro e metterlo all'interno perché sei stata bravissima. Non posso farlo perché il regolamento poi il notaio si arrabbia. Non è un libro, però sei stata veramente molto brava. Complimenti. Mi dispiace. Grazie. Riprova a giocare con noi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Che bella questa cosa, Enrico in regia, che le telefonate che arrivano hanno veramente 3 generazioni, no? Chiama il bambino, cioè bellissima questa cosa. Casa Peretti davvero riesce a riunire le 3 generazioni all'ascolto, non è mica cosa facile. Pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono sempre Sara da Malnati. Ciao Sara, Ci riproviamo. Brava, canzone, troppo calcio, ciao Pinocchio. Secondo te cosa ho messo qui? Cosa ho messo? Proviamo con Zucchero. Uno zucchero, vai, spara, Allora, perché? canzone di Zucchero. Una canzone di zucchero, sì, so. Poi troppo zucchero, una fa cosa male, melense. fa male. Ciao Zucchero, è anche un vezzeggiativo, zuccherino, zucchero. Oh, ok. Pinocchio ricorda l'infanzia, qualcosa di infantile, lo zucchero, insomma, e calcio a livello di, cioè, il zucchero ti dà lo sprint, ti dà il calcio, l'energia. Non è, però sei stata brava comunque. Vuoi fare dei saluti? Saluto il mio amore. Come si chiama il tuo amore? Luca. Posso salutarlo anch'io? Ciao Luca! Certo, lui è piemontese, per quello che vi guardo sempre. Tu invece? Io sono di Lombardia. Lombardia, ok. Vicino a Varese. Ok, un abbraccio forte, grazie per aver giocato con noi e riprova da domani, Ciao. prossima settimana. Ciao, sempre. ciao, ciao. Grazie davvero, ciao. Eccoci qua, no, non era lo zucchero. Ok, mancano 7 minuti, andiamo a leggere tutti i vostri messaggi e ci riproveremo domani a consegnare lo zainetto. Vai Enrico regia, ciao Enrico, sempre canzoni meravigliose, un abbraccio Silvia da Montalciata, ciao Silvia, grazie Silvia. Il vostro canto è un aiuto alla spensieratezza e bellezza acustica per tutti coloro che non hanno conforto altro che voi. Grazie, saluti. Carlo Rotellini, hai toccato un tasto molto importante. Credo che teniamo compagnia a tante persone e questo è fondamentale ed è bellissimo. In bocca al lupo Gregorio, l'avventura continua dagli zii. Gregorio in allenamento a dal 10 ottobre al 12, mi raccomando Gregorio, che sei dei nostri, fai vedere come si va sugli sci, come si vincono le gare, come sempre bravi. Dani, grazie Dani, grazie. Buonasera a tutti Perettini di Casa Peretti di Andrea Borgomanero. Ciao Enrico dal tuo amico, ciao amico mio. Avevi un brano in programma che era pronto con Amedeo ma purtroppo prossima settimana. Ciao, grazie della bella serata. Ci fai ascoltare Stella Stai di Tozzi, Paolo e Francesco. Un saluto a tutti i Perettini. Va bene, la mettiamo in programma anche questo brano per la prossima settimana. Domani ho un ospite bellissimo, bellissima lei, stupenda, una voce fantastica, arriva dalla Liguria, non vi dico altro. Buonasera Enrico, complimenti, cantate sempre bellissimi pezzi. A proposito Enrico, hai ascoltato La tartaruga di Bruno Lauzi? Che ne pensi? Marco di Intra? Sì, l'ho ascoltata, devo riascoltarla ancora un paio di volte. Grazie Marco, ciao. Grazie amico mio, purtroppo sono cose che succedono. Un abbraccio forte a Medeo, l'importante è che ti rimetti in sesto a me, poi la puntata l'ho fatta lo stesso e in 2 le più belle, però ho chiacchierato con lo zaino. Finalmente faccio da spettatrice dall'inizio alla fine, da Serena. Ciao Enrico, ciao Serena, ciao, grazie, ti aspetto qui, mi raccomando. Ciao Enrico da Casa al Borgone. La tua presenza calorosa e spontanea conquista il pubblico, il modo in cui interagisti sta creando una vera comunità e la musica dal vivo da Casa Peretti, un'atmosfera genuina e pulsante. Ottimo lavoro. Dalla maestra Todolinda e il figlio Andrea. Beh, queste sono parole che io vorrei tatuarmi. Guarda, facciamo così, io questo messaggio voglio una foto nei momenti difficili di Casa Peretti, quando dici ma devo andare avanti, non so, non ho più, o credo di aver dato tutto, io mi vado a leggere questo messaggio, così continuo ancora per tanto. Grazie maestra, un saluto al figlio. Ciao amici Casa Peretti, ciao Medeo.
Vorrei dedicare ai miei due amici cari Annalisa e Fabio una canzone degli 883, nient'altro che noi. Un saluto a tutto lo staff, ti voglio bene, fratellino Giuliano, eccetera. Molti perché il messaggio arrivi e venga letto lo mandano prima dell'inizio della puntata, quindi salutiamo Enrico. Amedeo sarà qua poi qui la prossima settimana se si ripiglia, ma credo proprio di sì. Lui un guerriero. Un grande saluto a tutti voi da Maurizio Cinzia da Bagnasco, un saluto speciale a Pina dei Palazzi di Priola. Ciao Pina, ciao Maurizio, ciao Cinzia e viva Bagnasco! Maurizio Volvera, ciao Enrico, siamo tornati alla grande con la tua trasmissione, belle canzoni, grazie Mauri, grazie. Sto cantando con voi, grazie mille per la compagnia, ciao da Elena, grazie Elena. Poi mi danno del voi oggi, 3-4 messaggi in voi. Peiretti, sono zia Marta, può ricordare gentilmente a mia nipote Juanita di venirmi a prendere domattina per andare a fare la colonoscopia? La ringrazio tanto. Nello zainetto c'è un cavallo? No, non si può tramite messaggio. Zia Marta potete telefonare per provare a vincere lo zaino. Non è un cavallo dentro lo zainetto, non lo è. Mi dispiace, non lo è. Grazie Enrico per la canzone di Antonacci, grandissimo. Giovanni e Silvia d'Alessandria, grazie a voi. Grazie a voi ragazzi di essere presenti e soprattutto grazie per tutti questi messaggi che per noi sono fondamentali. Ciao Enrico, bellissimo inizio serata con Viaggio, la canzone l'hai fatta benissimo, sembra il top, un abbraccio Massimo, grazie ancora, grazie. Grazie per il sorriso che porti nelle tue canzoni e le tue parole, grazie. E a volte non faccio canzoni divertenti, però faccio canzoni che hanno un sapore, hanno qualcosa da raccontare, e se a me durante le prove, durante la trasmissione fan venire i brividi, magari anche tra di voi suscito qualche emozione in più. Sei un grande Enrico, la tua passione e professionalità traspaiono chiaramente nel tuo programma. Poi mi hai fatto un grande regalo ricordando Federico Salvatore, purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Patti 60, confermo le tue parole, sì. In quel Sanremo a me era piaciuto tantissimo perché ha avuto il coraggio di scrivere un brano simile, anche grazie al supporto di Pippo Baudo. Ciao a tutti, buona serata Lilli, ciao Aurora, grazie. Ciao Enrico, bello, saluti da Milena, ciao Milena Bella, Enrico Bello saluta Milena Bella, ciao. Anche se non si vince, mai arrendersi, questo è fondamentale. Un bacione da Daniele Luca da Ceva, grazie ragazzi, riprovate domani. Vi ho dato un indizio a tutti durante il mio chiacchierio. Uno di troppo, quando è troppo. Ciao Enrico, sempre bravissimo, anche da solo riesci a incollare al televisore. Un saluto e una pronta guarigione da Medeo, Luciano di Brandizzo. Ciao Luciano, grazie. Svegliamo domani mattina magari. Ciao Enrico, potresti mettere Gli Angeli di Vasco Rossi in memoria di mio zio Massimo Ferrazzi, che è venuto pure a cantare, me lo ricordo, al tuo programma, grazie mille. Lo chiede Luca, guarda, è un brano che non conosco benissimo, ma andrò a ripassarlo e lo farò con tanto di dedica e un pensiero importante allo zio. Ciao caro Enrico, mi piacerebbe ascoltare un tuo brano, Nel nome di Dio, con simpatia Tino e Betta. Va bene, la mettiamo in programma per la prossima settimana. Grazie. Ciao, siete grandissimi, forza Gugu, forza Gugu. Grazie siete grandissimi, del lei stasera, del voi. Ciao Enrico da Osta, grazie per la bella serata, grazie da tutta Osta. Grazie Osta, siete in tantissimi a seguirmi da lassù ed è fantastico. Riprendiamoci Fiume Enrico, Ale, grazie che ci intrattieni durante le nostre cene, ma riprendiamoci. Devo riprendermi io prima di riprendere qualcos'altro, quindi grazie chiunque tu sia, cuoricino anche per voi. Vabbè dai ragazzi, è stata una puntata divertente, simpatica, impegnativa. Vi ho raccontato dei brani che probabilmente erano sconosciuti o forse soltanto dimenticati. Un applauso a Enrico in regia, grazie di cuore. Domani un'altra puntata dal vivo di Casa Peiretti e vi garantisco che la ragazza di domani ne vale davvero la pena. Vale la pena che possiate telefonare un amico e dite vieni un po' da me domani, ci mangiamo una pizza e guardiamo Casa Peiretti. Però mi raccomando, puntuale, perché Casa Peiretti inizia alle ore 20. Ci vediamo domani, grazie, ciao. Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è Casa Peiretti che ti fa cantare, divertire, emozionare, un po' ballare. C'è sempre qualcuno in diretta per te dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle 21.
sul 13.